L'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi apriremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. Messaggio chiaro, mittente il governatore del Veneto, destinatario il Movimento 5 Stelle, socio più che alleato di governo con la Lega, ma le cui posizioni si trovano in contrasto su alcuni punti determinanti. Vedi alla voce grandi opere, vedi alla voce pedemontana, perché anche l'attesissima superstrada è finita assieme a Mose e TAV nel mirino della futura ispezione del neo ministro alle infrastrutture Toninelli. Attenta analisi di costi e benefici, dice il pentastellato, ma lo spettro di veder fermare l'opera fa levare un coro che dal Veneto suona più o meno così. Impossibile fermare la pedemontana, impossibile, dannoso e inutile. Io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi c'è un cantiere. Governo e Regione legati a doppio filo anche su un altro fronte, la questione CIE. I centri di identificazione ed espulsione migranti che il neo ministro all'interno, ma anche il leader del Carroccio Salvini, vuole in ogni regione. Balzo all'indietro rispetto alle posizioni di nemmeno 2 anni fa? No, dice Zaia, che puntualizza. Il CIE innanzitutto, è bene spiegarlo ai cittadini, non è una mega caserma piena di migranti che devono essere espulsi. Tra l'altro il CIE, fra virgolette, magari sbaglio il termine, in regime di semidetenzione, cioè non possono uscire dal CIE quelli in attesa di essere espulsi. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Ho sempre detto di no, ovvio che oggi c'è una grande novità. C'è una grande novità che è quella di un progetto organico, mai si è visto da un ministro dell'interno un progetto organico che parte da quelle coste, parte dagli accordi internazionali. Infine sulla tratta Roma-Venezia la stazione più attesa è quella dell'autonomia, con il ministro veneto e leghista Erika Stefani già contatti, entro un mese la presentazione del progetto finale al Palazzo Chigi, seguendo un modello chiaro. Assemblea legiferante regionale, col modello Trentino-Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province.